Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Giubileo della Misericordia è una vera opportunità per entrare in profondità all'interno del mistero della bontà e dell'amore di Dio. In questo tempo di Quaresima la Chiesa ci invita a conoscere sempre di più il Signore Gesù e a vivere in maniera coerente la fede con uno stile di vita che esprima la misericordia del Padre. È un impegno che siamo chiamati ad assumere per offrire a quanti incontriamo il segno concreto della vicinanza di Dio. Cioè, la mia vita, il mio atteggiamento, il modo di andare per la vita deve essere proprio un segno concreto di che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti di amore, di tenerezza, di cura, che fanno pensare che il Signore è con noi, è vicino a noi, e così si apre la porta della misericordia. Oggi vorrei soffermarmi brevemente a riflettere con voi sul tema di questa parola che ho detto, il tema dell'impegno. Che cosa è un impegno? E cosa significa impegnarsi? Quando mi impegno vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno, e significa anche lo stile, l'atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di mettere impegno nelle cose che facciamo, nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello sport, nelle attività libere. Impegnarsi, insomma, vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita. E anche Dio si è impegnato con noi. Il suo primo impegno è stato quello di creare il mondo e nonostante i nostri attentati per rovinarlo, ne sono tanti, egli si impegna a mantenerlo vivo. Ma il suo impegno più grande è stato quello di donarci Gesù. Questo è il grande impegno di Dio. Sì, Gesù è proprio l'impegno estremo che Dio ha assunto nei nostri confronti. Lo ricorda anche San Paolo quando scrive che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. E in forza di questo, insieme a Gesù il Padre ci donerà ogni cosa da cui abbiamo bisogno. E come si è manifestato questo impegno di Dio per noi? È molto semplice verificarlo nel Vangelo. In Gesù Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza ai poveri, a quanti erano privi di dignità, agli stranieri, agli ammalati, ai prigionieri e ai peccatori che accoglieva con bontà. In tutto questo Gesù è l'espressione vivente della misericordia del Padre. E vorrei accennare questo. Gesù accoglieva con bontà i peccatori. Ma se noi pensiamo
a modo umano, il peccatore sarebbe un nemico di Gesù, un nemico di Dio. E lui gli si avvicinava con bontà, li amava e gli cambiava il cuore. Tutti noi siamo peccatori, tutti. Tutti abbiamo davanti a Dio qualche colpa. Ma non avere sfiducia. Lui si avvicina proprio per darci il conforto, la misericordia, il perdono. E questo è l'impegno di Dio. E per questo ha mandato Gesù, per avvicinarsi a noi, a tutti noi, e aprire la porta del suo amore, del suo cuore, della sua misericordia. E questo è molto bello, molto bello. A partire dall'amore misericordioso con il quale Gesù ha espresso l'impegno di Dio, anche noi possiamo e dobbiamo corrispondere al suo amore con il nostro impegno. E questo soprattutto nelle situazioni di maggiore bisogno, dove c'è più sete di speranza. Penso, per esempio, al nostro impegno con le persone abbandonate, con quanti portano handicap molto pesanti, con i malati più gravi, con i moribondi, con quanti non sono in grado di esprimere riconoscenza. In tutte queste realtà noi portiamo la misericordia di Dio attraverso un impegno di vita che è testimonianza della nostra fede in Cristo. Sempre portare quella carezza di Dio, perché così Dio ci ha carezzato noi con la sua misericordia, e portare agli altri, a quelli che hanno bisogno, a quelli che hanno una sofferenza nel cuore o sono tristi, avvicinarsi con quella carezza di Dio che è la stessa che Lui ha avuto con noi. Che questo Giubileo possa aiutare la nostra mente e il nostro cuore a toccare con mano l'impegno di Dio per ciascuno di noi, e grazie a questo trasformare la nostra vita in un impegno di misericordia per tutti. Grazie.